La città è rimasta scossa dalla tragica morte del giovanissimo operaio nel cantiere edile di Sottomarina, un dramma che si è consumato ieri mattina. Una giovane vita spezzata sulle cui eventuali responsabilità stanno indagando gli enti preposti. In tanti hanno espresso vicinanza alla famiglia e cordoglio. È intervenuta anche la CISL Venezia, che porgendo il proprio cordoglio alla famiglia del ragazzo deceduto, ribadendo che non si può morire in questo modo. Nonostante si debba attendere l'esito delle indagini, non si può più parlare di fatalità. Si tratta del secondo grave episodio accaduto nel veneziano in pochi giorni, dopo la caduta da un'impalcatura di un operaio nel Nualese, solo di qualche giorno fa. La formazione, afferma Dario De Rossi della segreteria della CISL Venezia con delega alla sicurezza, non è un lusso o un costo. Le morti sul lavoro non sono accettabili e servono maggiori controlli. Questo lo si chiede come organizzazione sindacale. Serve investire nella formazione e nella prevenzione, continua Andrea Grazioso, segretario generale della FILCA CISL Venezia, intensificando i controlli, coinvolgendo dipendenti e datori di lavoro nella promozione della cultura della sicurezza, che non deve essere vista come un costo ma come una priorità. Presente assieme ai soccorsi e alle forze dell'ordine ieri mattina era anche lo Spisal, come deve essere quando si tratta di infortuni sul lavoro. Ieri si è sentito tirato in ballo dalle dichiarazioni della consigliera regionale Erika Baldin, Movimento 5 Stelle, preso in mezzo in una strumentalizzazione politica, in quanto la stessa consigliera ha sottolineato il suo arrivo sul posto dopo che è accaduta la disgrazia e non prima, incolpando di ciò la Regione con la sua apparente mancanza di volontà di investire nel settore. Prevenzione e formazione sono le attività che fanno da caposaldo nel modo di operare dello Spisal, coinvolgendo le imprese nel territorio, afferma quest'ultimo, non solo il controllo. Per la carenza del personale si provvede con concorsi e mettendo in pratica azioni possibili e compatibili con le normative. Protecta, scelta sempre da più famiglie e imprese per proteggere la propria casa e la propria attività dai furti e per vivere con maggior serenità. Tecnologie avanzate, monitoraggio professionale ed esperti pronti a intervenire in qualsiasi momento. Solo 60 secondi dalla verifica dell'intrusione all'invio delle forze dell'ordine. Contatta Protecta per un consulto adatto alle tue esigenze. 800 778 779. Affidati a Protecta, sempre al tuo fianco.